Il buon rapporto che l'uomo deve avere con l'acqua, in quanto elemento fondamentale alla sopravvivenza, ma pure presenza costante in agricoltura, industria e nell'ambiente in genere. Ambiente che significa canali, territorio e quindi turismo, che è la prima industria del Veneto. Quindi l'acqua nel Veneto è importantissima, l'acqua in questo territorio è importantissima, la gestione e la mitigazione del rischio in questo territorio è tremendamente importante. E il nostro lavoro è garantire questo, sicurezza idraulica da una parte e irrigazione dall'altra. Trattamento e tutela delle acque sono gli ambiti di WOTEC 2016, mostra convegno con approfondimenti e spunti offerti da una 60ina di qualificati relatori. Una piattaforma di business che per la prima volta in 15 edizioni si svolge in Europa, mantenendo l'acqua come punto focale di quanto trattato. Di tutta l'acqua che noi abbiamo nel pianeta, quella che utilizziamo è una parte minima, attorno all'1% neanche, di tutta l'acqua che c'è nel pianeta. Però questo 1% è decisivo per la sopravvivenza della specie umana. Occorre, come abbiamo anche spiegato stamattina, trovare il giusto prezzo per l'acqua per favorire gli investimenti da un lato, permettere il rinnovo tecnologico e degli impianti, quindi è un equilibrio difficile, è una gestione molto complessa ma sicuramente fondamentale per il futuro del nostro pianeta. A WOTEC sono presenti una 50ina di aziende da 40 paesi di tutti i continenti presso il Pala Expo ai bordi della laguna, una scelta non certo a caso. Venezia, città dell'acqua, evidentemente che per 1000 anni l'ha domesticata e l'ha rispettata, oggi torna a riflettere su una platea internazionale sulle nuove tecnologie dell'acqua e mette in contatto imprese italiane, imprese del nord-est, di cui Venezia è capitale, con le imprese internazionali, in particolare quelle americane e israeliane che sono all'avanguardia in queste materie.